Porte e finestre chiuse e sospensione dei condizionatori per il ricambio dell'aria. In via Giorgetti a Belluno dalle 13 è scattata la disinfestazione ordinata dal sindaco Massaro in seguito all'accertamento di un caso di febbre dengue, una malattia tropicale piuttosto seria contratta da una bellunese colpita dal virus trasmesso dalla zanzara tigre. La giovane ha manifestato i primi malesseri al rientro da un viaggio all'estero. L'infezione scoperta precocemente ha consentito ai sanitari del reparto di malattie infettive del San Martino di attivare procedure e cure del caso. Pur se viene esclusa ogni possibilità di contagio, la normativa prevede che il comune provveda immediatamente a eliminare ogni probabile rischio, ancorché remoto, nelle zone montane. Noi non abbiamo a Belluno zanzare infette, ma poiché potrebbe capitare che una zanzara punga una persona infetta e poi a sua volta vada a pungere altre persone, abbiamo attuato tutte le procedure che sono previste in questo caso specifico. La disinfestazione per ciò riguarda via Giorgetti a Baldenic per un'area di 100 metri viene eseguita in prima battuta con trattamenti larvicidi. Significa che verranno gli addetti di questa ditta specializzata in tutte queste abitazioni a bussare e a chiedere se ci sono appunto cortili, orti, eccetera, perché dovranno effettuare un'attività di disinfestazione contro le larve. Successivamente la ditta specializzata incaricata dall'ULSS eseguirà un trattamento di disinfestazione adulticida contro le zanzare che risulterà più impattante dalle 23 del 10 ottobre alle 6 dell'11 e dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato. Si raccomanda di mantenere le porte e le finestre ben chiuse perché sono trattamenti ovviamente tossici. Se qualcuno ha orti, ha un orto, potrebbe essere opportuno magari coprire le verdure. I cittadini sono invitati a dare la massima disponibilità. Nel caso di trattamento di disinfestazione porta a porta, il sindaco ha chiesto alla polizia locale di svolgere un servizio di controllo particolare nella zona di via Giorgetti per scongiurare qualsiasi tentativo di intrusione di malfattori che volessero approfittare della situazione.